so se sia più scemo questo o chi. Ecco. Entriamo qua a portare le immagini per tua mamma, tuo papà, chi è? Ecco. Ma io che cazzo ne so? Dai che andiamo. Pioveva lì sopra. Ah, ok, buono, buono. Li troveremo, zio Can. Non credo che siano imbucati. Troviamo un parcheggio e là chiediamo dove sono. Si scappando la macchina la visiera. Ti si appanna la visiera? Anche a te? Anche a me sì, ma mi sa che l'umidità, sai, perché io ce l'ho aperta così, ma era già appannata. Sì, guarda, che tutto. Oh! Guarda che se vuoi ci sono i parcheggi delle moto. No, ma io volevo solamente chiamare la Davida. Più che altro i pedoni che non li vedi, cazzo. Perché le macchine bene o male, sai, i fari li vedi, capisci. Però i pedoni, biciclette, zio, Anche perché senza luce al buio. come le madonne. E mi ricordavo che era più o meno dove c'era la banca. Per me che non mi ricordavo se era prima o dopo. Però in banco puoi andarci solo per appoggio. Mica quante manovre. Quante manovre. Ho detto bene. Bene? Bene. Bene? Molto bene. No. Nine. No, niente bene. Non mi sento più le dita! Non se l'aspettava. Ma che cazzo se l'ha fatto fare di venire fin qua? Ma io che cazzo ne so? Io che cazzo ne so. Ma io che cazzo ne so? Mamma mia che freddo! Se non bestemmio, guarda. Addio, addio, amici, addio. Bene. Comunque raga, ci stiamo dirigendo su un posto, mica che scoppio, dove in teoria, da quel che ho visto e capito, ci dovrebbero essere dei, possiamo dire, resti di robe militari appunto vicinissimo al Piave, quindi se riesco provo anche a inquadrare magari il Piave, vediamo com'è preso. Sto cercando di tagliare tutte le stradine del cazzo e soprattutto dritte che ci sono. Oh, sei dappertutto qua. Questo sta fermo lì, vero? Bene così. Bom 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 bom. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Ma guarda te che coincidenza. Bastardo. Grigio così poi.
Oh, non c'è nessuno? Oh, quanta gente c'è qua, oh. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am. Allora il posto è anche carino. Il problema è che, a parte che è imbucato, però oltre a quello non c'è un cazzo. Cioè sto andando di qua per vedere se magari c'è qualche altro spunto. Ecco qua ci dovrebbe essere l'altra, come possiamo dire, parte del Piave. Qua si potrebbe andare anche giù. Lì che con questa piogetta che c'è io non mi fido di andare giù in moto. Forse appena con i stivali, ma anche no. Cioè mi aspettavo qualcosa di più come dire, un po' più serio, magari in mezzo alla natura, invece sei in mezzo a case, casette, poco raccomandabili poi. Ripeto, mi aspettavo qualcosa in più. Adesso appena un attimo imposto il navigatore per Silea. Ecco, magari ci fermiamo qui. Senza ammazzarci, postiamo. Che palle devo tornare indietro. Cioè, è bello o non è bello però questo qui? Lasciamo stare quel dettaglio di prima, però dai, non è male. Ecco, forse la parola giusta è deluso. Sono rimasto deluso da... Ripeto, mi aspettavo veramente... testa di cazzo. Stavo dicendo che sono rimasto deluso. Mi aspettavo veramente qualcosa di più eccitante, cazzo. Vedete, sono praticamente quattro stronzi messi là senza offendere nessuno, però zio K almeno fa qualcosa di più decente. Mica quanta gente c'è a piedi. Questo asfalto a me non piace. Senti come che fa che cazzo che vuole lui. Praticamente. E mo? Via dritti. Sti cazzo di autovelox che rotta di culo. Bene. È vuoto dentro. Briciolino, Dio buono, sassetti di merda. Questo non è il ponte. Eh sì, è proprio lui. Sti cazzi. Bestia, che ponte di merda. Autovelox, non c'è qua autovelox. Strano. Non ci provare o ti stacco la testa. Ma che oh! Mica c'erano su qui dossi cosa si lea zio, ok? E la siega hai messo la freccia. Sì, andiamo di qua, ok. Te lo bevi? Cosa? Te lo bevi? Se lo prendo in culo? Sì, lo prendi in culo te. No, di solito lo do. Bravo, così ti voglio. Lo bevi te il caffè? Stai registrando? Sì. Perfetto, che tra l'altro ho preso un'inculata pazzesca con i preservativi. Vecchio, al supermercato costano 10 euro in meno. Tu lo sapevi?
Al supermercato normale sì, tipo l'ipercoop, robe così costano tanto di meno rispetto a farmacie, robe così. Per inculare, mi sono fatto inculare. Esatto. Cosa c'è? Ti ho sorriso e annuito fino adesso. Non ho capito un cazzo. Oddio. 1, 2, 3, 4. Dai, io prendo con i mob. No, no, intuttato così, no? Salve! Caro signore.